Come andiamo? Oggi è lunedì 21 marzo, in teoria è cominciata la primavera, ma vi dico una cosa, per quelli che amano guardare il calendario lunare, per quelli che amano comunque queste informazioni collegate alle antiche conoscenze, beh, sappiate che ci portiamo ancora dietro la luna di febbraio, perché purtroppo se la luna nuova non si forma entro il quinto giorno del mese, e si forma dopo, è ancora la luna del mese vecchio. Questo cosa significa? Significa, in parole povere, che ci portiamo dietro un clima del mese precedente. Dunque, quando si formerà la luna di marzo, verso la fine di marzo, avremo ancora praticamente la luna di febbraio e ad aprile il marzo. Dunque avremo ovviamente un clima indietro di un mese, tanto per dirne una. Bene, oggi primo giorno di primavera, abbiamo cominciato l'anno, ufficialmente l'anno inizia con la primavera, poi ci siamo inventati che l'anno inizia il primo gennaio, però è un po' come il giorno, per la magia il giorno inizia all'alba e dura fino all'alba del giorno successivo. Dunque abbiamo come scombussolato tutti i ritmi e i cicli naturali, ma va bene, accettiamolo, fa parte del gioco. Allora, che dirvi? Ovviamente vi ricordo le solite cose, mettete nella domanda il vostro nome e la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro. Cosa significa una domanda formulata in modo chiaro? Niente cose generiche, niente domande come andrà per me il prossimo periodo o come andrà l'amore. Dite: "Sono single da tanto tempo, da poco, ho appena finito una storia", oppure "Sto frequentando una persona ma io sono già cioè date dei dettagli perché poi si vedono delle figure che in qualche modo dobbiamo attribuire, no, e, se ci date qualche indicazione, ovviamente riusciamo ad essere anche più precisi nel darvi la risposta. Dunque non è un metterci alla prova se siamo bravi veramente. Se lo volete fare state giocando, ma magari togliete a qualcuno la possibilità invece di avere una risposta, come quelle del consulto, perché poi le stese che vedete durante la diretta sono le stese che si fanno durante il consulto. Avete, come dire, una possibilità di provare, di avere una risposta e magari valutare se, consultarci in privato, perché chiaramente questo si intende come iter. Qui venite, fate una prova e poi se avete ancora delle altre questioni, delle altre domande o la necessità di approfondire anche da più prospettive, perché chiaro, voi chiedete quasi sempre come andrà una tale cosa, ma in realtà con le sibille si può vedere anche come va se faccio questo, cos'è la cosa migliore da fare, come esco da questa situazione, cioè domande che siano un po' più costruttive, che vi diano veramente un aiuto. Dunque in privato c'è, la possibilità di approfondire sotto tanti punti di vista e anche attraverso altre discipline che integrano il bel discorso, comunque la storia molto ben articolata che raccontano le sibille. Quindi se avete necessità di un consulto professionale, il mio numero di telefono scorrerà per tutta la durata della diretta e, vi ricordo che un consulto con me ha un, costo di 20 €, una durata di 45 minuti. E poi non solo, voi trovate ovviamente molto materiale che abbiamo già condiviso sia nel sito, ma anche nei nostri canali YouTube. Il sito in particolare si chiama www.ilcapitano, proprio tutto attaccato, ilcapitano.altervista.org. All'interno del sito ci sono svariate sezioni, in alcune sezioni trovate anche materiale gratuito che abbiamo raccolto nel corso del tempo e che abbiamo distribuito appunto all'interno di, PDF, di dispense, diciamo così, per argomento. Non trovate solo la radionica, nonostante questo sia un sito che parte così, parte per la divulgazione della radionica, ma trovate anche dispense di chiriologia, dispense di esoterismo, di percorso di crescita spirituale, anche meditazioni e perché no, ci sono anche, delle raccolte per esempio dell'uso dei salmi, i salmi dei decani, insomma c'è veramente tantissimo materiale che per gli amanti di queste discipline anche cabalistiche, sicuramente può essere un sito di riferimento interessante. Ma c'è anche la sezione shop che ovviamente è quella dove trovate quali sono i nostri
prodotti i nostri servizi professionali. Vedete in sovraimpressione l'amuleto talismano sefirotico, vale a dire che questo è un ciondolo cabalistico che raffigura tutte le Sefirot, dunque sono tutte le sfere di coscienza o i livelli di coscienza della mente del divino attraverso cui ehm, egli, come dire, manifesta questa realtà, questo mondo tramite ovviamente l'ausilio di queste intelligenze divine straordinarie che coordinano attraverso questa gerarchia il piano su cui noi viviamo e facciamo la nostra esperienza di ricontatto con il divino che è dentro di noi. Dunque è sicuramente un ciondolo molto importante sia per il valore intrinseco, cabalistico di questo ciondolo, ma anche per la programmazione che è agganciata a questo talismano, ed è una programmazione di difesa, 9 livelli di difesa e livelli di protezione eh, caricati appunto con procedimenti radionici e radiestesici, e non solo, anche fornisce insomma un valido aiuto per il riequilibrio dei corpi sottili, dell'aura, dei chakra, per il rilascio di emozioni represse e anche per il magnetismo vitale, e poi può essere programmato comunque per qualsiasi obiettivo, scopo voi desideriate raggiungere, in quanto ogni cosa corrisponde a una frequenza, si tratta solo di individuarla e di programmare il ciondolo. Bene, ma ovviamente nella sezione shop trovate anche molto altro, tra cui i sigilli. I sigilli sono uno strumento che proviene sempre dalla tradizione cabalistica, del resto troverete la maggior parte delle cose di natura cabalistica, di estrazione cabalistica, perché siamo cabalisti, dunque trovate veramente molto i sigilli sia di Mosè, che sono antichissimi, provengono da una tradizione ben più antica di quella salomonica, e sono svariati, sono ben 23 tavole, anche loro concorrono a propiziare, proteggere, mentre per esempio i sigilli salomonici sono, diciamo, ideali per un riequilibrio, astrologico di quello che, a partire dal nostro tema natale è l'influsso astrale dei dominatori planetari nella nostra vita. Dunque se alcuni pianeti sono in posizione scomoda, se formano aspetti particolarmente sfidanti, se sono per esempio in esilio o in caduta, dunque se ci sono pianeti mal alloggiati in quello che è il nostro tema natale, sicuramente i sigilli forniscono un aiuto veramente straordinario in questa direzione, e ovviamente anche quelli di Mosè, una volta consacrati, dureranno per tutta la vita. Dunque quelli di Mosè, ecco, possono essere consacrati alla famiglia, alla casa, mentre ovviamente anche alla persona, non è necessariamente detto che cioè per chi ha famiglia sicuramente è diverso la consacrazione di queste tavole rispetto ai sigilli salomonici. Bene, allora la ritualistica sempre di estrazione ermetico-cabalistica, dunque una tradizione anche qui molto antica che ovviamente collabora con le sfere planetarie, con le intelligenze divine, dunque trattasi di magia eonica, dunque che muove, diciamo così, o che intercetta quelle che sono le forze della creazione. Okay, tramite appunto l'ausilio dei dominatori planetari. Anche questa ritualistica, così come i sigilli, normalmente, a meno che non abbiate le idee chiare, soprattutto per i sigilli e per la ritualistica, spesso magari ci chiedete lavori per, che ne so, avvicinare una tale persona. Vi faccio un esempio perché diciamo che è la richiesta più gettonata, ma dovete sempre ricordarvi che se una persona è distante, probabilmente non è perché gli manca l'interesse o la volontà, ma magari concorrono tutta una serie di altre dinamiche su cui potrebbe essere più utile intervenire piuttosto che ridursi a un semplice avvicinamento che magari non porta poi il risultato che sperate. Dunque, è sempre consigliato, caldamente consigliato, un consulto preliminare, perché in questo caso siamo in grado di analizzare la situazione e vedere
come combinare gli interventi, per quanto portarli avanti, per magnetizzare, come dire, la struttura, astrale, no, che poi serve tramite il principio di condensazione a portare, il cambiamento nella vostra vita. Dunque diciamo che, non è così scontato e non è così semplice, ma è, qualcosa di, come dire, va considerato con serietà, ecco, non c'è il rito preconfezionato valido per tutti. Ci può essere, ma, lascia il tempo che trova, per mia esperienza. Poi, per carità, ognuno ognuno fa quello che ritiene più giusto. Ovviamente in quello che è il percorso iniziatico di formazione che abbiamo ricevuto, la radiestesia non è assolutamente tagliata fuori, anzi è uno degli strumenti che utilizziamo insieme ad altri strumenti di divinazione. Dunque la radiestesia viene usata sia per le indagini, dunque in modalità passiva, interrogativa, ma anche per proprio dei riequilibri, dunque nella sua modalità attiva. Questi riequilibri permettono di variare quelle che sono le frequenze o determinate circostanze che volgono al negativo e nell'istante, cioè proprio istantaneamente sul piano astrale, convertire, cambiare, reindicizzare queste frequenze. E poi sempre per questioni di ricaduta diciamo che ha effetti nel tempo sulle situazioni e sulle persone coinvolte nelle varie, circostanze. È chiaro che, si può attingere, come dire, a riequilibri generici, dunque, che lavorano a 360 gradi su situazioni anche molto vecchie, pregresse, a volte anche di natura familiare, ma si può anche lavorare tramite protocollo mirato. Dunque se la ritualistica, per qualche ragione non dovesse rientrare nelle vostre corde, ed è comprensibile che ognuno abbia le proprie resistenze o, le proprie superstizioni, comunque possiamo darvi una mano anche tramite la radionica e la radiestesia. Benissimo, allora io penso di aver detto tantissimo, spero di avervi dato comunque qualche spunto di riflessione, vedo che ci sono già molti amici che salutano. Allora, direi di cominciare a dare delle risposte. Vedo il Marietto ha messo in sovraimpressione il mio numero di telefono, dunque se desiderate un consulto quello è il mio numero, grazie. Allora, buonasera Pierluca, buonasera Roberta, buonasera Agata, buonasera Salli, buonasera Rossella. Abbiamo un Facebook user che deve autorizzare StreamYard perché non si legge chi è. Alessia, buonasera Lilli, buonasera Perla che ogni tanto si rivede, buonasera Gabriella, buonasera Annalisa. Cominciamo da Roberta. Ciao Ilde e Marietto, ovviamente Marietto è in regia in questo momento, è con noi anche se non si vede e sta lui mettendo le immagini, facendo passare il numero, selezionando le domande, dunque lui c'è ma non si vede, ma c'è. Allora, ciao Ilde Marietto, dunque Marietto ti saluta. Vorrei sapere gentilmente se Rosario, 14 marzo 60, sta iniziando un'altra relazione. Io 1° ottobre 65. Grazie Roberta, certo, quando vuoi mi contattate. C'è ogni tanto un po' d'attesa, tipo questa settimana mi è rimasto un posto per venerdì, poi io sono al completo praticamente. Allora, affrettatevi, ecco, il senso era questo. Allora, scherzi a parte, vediamo Rosario cosa sta facendo nella sua vita sentimentale, vediamo un po' se sta frequentando qualcuno. Allora, eh, allora una novità potrebbe anche esserci, diciamo che il messaggero, parla di cose nuove, che possono anche, avere una qualità di durata nel tempo, costruite nel tempo, però vediamo, c'è qualche novità comunque. Allora, ma sai
Non è che si veda tantissimo, cioè non, se c'è qualcosa è un qualcosa, così superficiale, però partiamo con ordine. Lui probabilmente, vedi nella prima linea, non so se si vedono bene le carte, comunque è possibile che abbia così conosciuto qualcuno che gli ha dato da pensare, no, dunque può esserci stato qualche incontro, però probabilmente si è chiesto se fosse la cosa giusta oppure no, un incontro che comunque gli ha causato un po' di confusione. Diciamo che con il sacerdote lì, come ho detto, si è chiesto se fosse giusto, ma potrebbe anche essere che lui abbia un'età di un certo tipo rispetto a questa persona, magari si sente troppo grande, oppure ha ancora quel senso di essere un po' solo, un po' frenato, okay, dunque non è detto che, nonostante ci sia stato questa conoscenza, se poi sono andati veramente fino in fondo. Diciamo che la stanza fa intuire un qualcosina, cioè che possa esserci stato un incontro o qualcosa del genere, però ti dico che non era poi tanto convinto, oppure, magari è stato anche per uscire, diciamo così, da una confusione che aveva lui, o ci sono state delle chiacchiere su questa cosa, più che un incontro vero e proprio. Comunque, diciamo che in questo momento, nella linea del presente, anche se si vede che potrebbe esserci un'occasione, potrebbe esserci qualche opportunità, ma secondo me, ti ripeto, come non l'ho visto convinto qui, non lo vedo tanto convinto nemmeno nel presente, perché sembra quasi che il pensiero di questa cosa o il desiderio di questa cosa lo metta di fronte a grosse problematiche. E la cosa qui particolare è che con la carta del denaro potrebbe essere o un qualcosa che appunto riguarda un interesse che precipita, cioè che non c'è, okay, oppure che invece è basato su un interesse economico, perché diciamo che sono 2 carte che lasciano un po' pensare a un interesse che non è soltanto fisico, non è soltanto sentimentale. Dunque, mh, c'è un'opportunità, non è detto che venga colta. Però però nel prossimo periodo diciamo che forse si sente un po' più sicuro, un po' più fiducioso in sé, no, e allora se adesso, nel passato e adesso non si è particolarmente lanciato, io nel prossimo periodo lo vedo invece iniziare una serie di corteggiamenti. Ti dico una serie perché l'allegrezza al cuore non è mai una cosa sola, cioè può essere, che, magari corteggi o flirti con più persone. Dunque c'è una fase molto più, come dire, più ottimista nel prossimo periodo, mentre non la vedo adesso in questo momento. Però vedi, anche se si dà parecchio da fare, anche se ci sono delle cose, ma anche qualche persona che magari potrebbe risultare disponibile, in realtà anche qui gelosia prigione, dunque non c'è nulla che vada più avanti di un tot per ora e per i prossimi mesi, okay, dunque non vedo grandi cose. C'è una parentesi, okay, qualcosa che ma non sembra una cosa singola e dunque, diciamo che però dopo si vede, anche un'interruzione di quella cosa. Allora, cosa ci dice l'esito? Nemico viaggio, amica ammalato. Mah, comunque è una situazione che parte già proprio con tanti ostacoli, e poi probabilmente, c'è una forte indecisione. Potrebbe essere una donna che comunque conosce o una persona che comunque fa già parte delle sue conoscenze. Dunque una partenza che c'è, però poi, vedi, ammalato, dunque è come se si arenasse in una profonda indecisione, Okay, allora vediamo un po'
Passiamo alla prossima Iari, buonasera Iari, buonasera anche a te. Allora vediamo la prossima, allora Rossella. Rossella ci sei? Ci confermi di essere presente? Perché se non siete lì io passo alla domanda successiva. Vediamo se Rossella c'è. Roberta chiaramente ha interagito, ha scritto, dunque so che c'era. Vediamo un po' Rossella, se ci sei, non dico batti un colpo, ma scrivilo e, insomma facci sapere se ci sei, altrimenti si passa alla domanda successiva. Allora, Rossella. Okay, Agata. Ah no, Rossella ha scritto che ci sono, eh. Dopo casomai rispondiamo anche ad Agata. Rossella c'è. 5 aprile 59 Pino. Allora no, Rossella è 5 aprile 59, Pino è 10 settembre del 57. Voglio sapere se ci sarà un ritorno. Ok, Rossella, vediamo se c'è un ritorno. Prego, Roberta. Abbiamo un ritorno per Rossella e Pino. Vediamo se c'è il ritorno fra loro due. Si è girata questa, la carta dell'amparato, questa sera sono tutti indecisi, vediamo un po', vediamo se c'è questo ritorno. Ma allora, Rossella, ma voi siete separati legalmente? Cioè siete stati sposati e siete separati? O c'è questa carta che sembra dare un'indicazione di un arrivo di una notizia importante di tipo legale, cioè o lui ti se non siete proprio già proprio separati, potrebbe anche essere una lettera di questo tipo, una richiesta di separazione. Vediamo un po', comunque adesso non ci facciamo la testa, vediamo un po' cosa dicono le sibille nella stesa. Ah, allora. Rossella, dunque mi dici se avete figli? Perché si vede un ragazzo giovane nella linea, nella prima linea, la linea del passato, dunque sembra, ora lo inquadro, vedi? Mm, lo avvicino perché mi sa che non si vede. Allora, è possibile che, vedi, nel passato, gran signore, dottore, donna di servizio domestico, amica, sembrerebbe che sia stato fatto comunque qualcosa per dare una mano a questo figlio, oppure comunque c'è stato chi si è dato molto da fare per cercare di mettere un po' a posto le cose. Dunque, degli aiuti, okay, che possono sia essere stati reciproci, nel senso lui aver dato una mano anche per questioni magari lavorative, di avviare qualcosa, di fare delle cose, delle operazioni di qualche tipo, oppure può anche indicare che lui anche a sua volta abbia ricevuto aiuto, dunque può essere stato uno scambio comunque di favori, di sostegno, lui magari verso il figlio e il figlio di contro per riportare l'armonia, la serenità anche a casa. Dunque diciamo che se non è un figlio comunque ci deve essere stata una figura così, che ma non so, se lui lavora magari è un collaboratore, qualcosa del genere. Non siete sposati, okay. Allora, mhmm, ma c'è qualche figlio di mezzo? Puoi dare qualche indicazione di più? Comunque andiamo avanti. In questo momento in questo momento ti devo dire che compare questa giovane fanciulla. Ahi. Dunque, il mio sentore è che ci sia un qualcosa in questo momento già nella sua sfera, diciamo così, vicino a lui. È una donna probabilmente più giovane di te e Mh. Dunque, cioè, è come dire,
questa presenza, anche qui, è una figlia di lui, oppure è semplicemente un'altra persona? Qui sai, bisogna capire, per questo vi chiediamo sempre un po' di dettagli. Ah, lui è sposato. Okay. Allora, ecco, cercate di metterli questi dettagli, perché poi si vedono delle figure e non si fa fatica a darvi le risposte. Avevo fatto tutto un pippone all'inizio della diretta proprio per questo. Allora, dunque, lui probabilmente o si è sentito, come dire, chiamato a dovere per impegni familiari, comunque, in questo momento c'è un'altra persona che potrebbe essere un po' più giovane di te o comunque, se dici che è sposato, è chiaro che, qui la cosa regge, non lo vedo separarsi da questa persona, okay, però vedi, qui, è come se, mhmm, è la carta della farfalla, dà quell'idea che lui sia volato via, che, in questo momento non è lì. Però attenzione, perché noi abbiam chiesto se c'è un ritorno e devo dirti che è possibile che comunque allora o lui stringa un po' nel prossimo periodo ulteriormente con la moglie, okay, che potrebbe essere che magari per qualche ragione lui ripiega lì su questa figura che comunque è un po' una roccia, no, una certezza nella sua vita, però io lo vedo che, vedi, pensa, non ha superato il vostro rapporto. Secondo me tornerà a pensarti, tornerà a pensare a te, ehm, avrà profonda indecisione nei confronti di sua moglie. E secondo me è più una fase dove, se vi siete allontanati da poco, è come se lui quasi per esorcizzare, no, un po' tutto l'accaduto, si è rituffato nei suoi oneri familiari o nelle sue sicurezze e certezze, però nel prossimo periodo che, ovviamente dopo questa reimmersione nella sua famiglia, io penso che comunque tornerà a pensarti e ad avere, come dire, un momento di così, di stanchezza anche con la moglie, no, un po' stanco. Ed è qua che vedi? Qua che comincia di nuovo qualcosina. Però sai, mhmm, non ti aspettare un granché. Il ritorno c'è ostacolato ma anche con tanta circospezione. Potrebbe anche essere che questa indicazione stia anche lì per dirci che passerai un periodo ad attendere così tanto questo ritorno o questa persona che magari lo controllerai un po' di più tramite i canali dove ti è possibile controllarlo. Però la riunione c'è. Ti devo dire che lui si riavvicinerà, però sai, comunque con una certa freddezza, o con le sue regole rigide, okay, potrebbe anche avere delle regole quando lui torna, okay? Però secondo me la cosa c'è poi, c'è, difficile, ma c'è. Allora, Alessia. Ah, ma non avevamo prima avevi scelto poverina il non mi ricordo chi, che poi l'abbiamo saltata perché si è invece, collegata a Rossella, ha scritto che c'era ed era aspetta che mi ricordo, Agata forse. Vabbè, vedi tu. Allora Purtroppo abbiamo già superato mezz'ora, eh. vabbè, do una risposta velocissima, proprio al volo. All'Alessia. All'Alessia, va bene. Allora, vorrei sapere se troverò un compagno per una relazione stabile. Sono del 27 gennaio 78. Grazie mille. Ok. Allora, vediamo Alessia cosa ti riserva l'amore.
nel prossimo periodo. Vediamo se arriva questa persona. 27 gennaio 78, vediamo se arriva per Alessia qualcuno di valido. Allora, il taglio è veramente molto bello. Scusami Alessia, ma so che il marietto ha avuto una giornata veramente dura e dunque farò in fretta. Fortuna a casa è un bel taglio, sembra finalmente arrivato il momento per te di un qualcosa di sicuro e solido, anche perché cavoli qua che è passato, gioia mia. Allora, tu sicuramente sei pronta per qualcosa di più, ma se devo dire Alessia che qui il passato è molto pesante, nel senso che, o sei stata con un uomo più grande di te, che potrebbe essere la spiegazione di questo sacerdote, oppure c'è stata una separazione che non volevi particolarmente, e che, è stata dura e per tanto tempo ti può aver messo veramente in grandi difficoltà. Non so se è stata proprio una separazione legale, dipende se tu sei stata sposata o se era una convivenza, qualcosa di importante, però si vedono delle cose, degli strascichi pesanti. Possibile anche, quando c'è la nemica, potrebbe essere stata qualche interferenza pesante di qualcuno, sei stata attaccata o tradita. Al presente, vedi, hai questo desiderio, questa necessità, ecco, di lasciarti delle cose alle spalle, c'è ancora uno strascico, forse una persona a cui sei ancora emotivamente legata in questo momento e dunque anche gli incontri potrebbero non essere del tutto soddisfacenti, magari ti lasciano confusa, oppure proprio a causa di questo legame che hai ancora in qualche modo dentro di te, potrebbero queste persone che incontri, non superare il test del paragone. Okay, attenzione, perché forse non, anche se senti di essere pronta, potresti non essere ancora completamente tranquilla. Sicuramente comunque il passato che vedo qua ti deve aver segnato in qualche modo, però ci sono delle soddisfazioni. Io vedo un ex che ti scrive, che ti telefona, qualcuno che ti ricontatterà, però ti posso dire una cosa, che con queste carte qua non fate strada, ti conviene lasciarlo nel passato dov'è, perché altrimenti ti risveglia una ferita dolorosissima, okay, quello che si vede è, vedi, qualcosa che è meglio lasciare nel passato, okay? Mhmm, Poi c'è qualche altra conoscenza, però sai, persone ancora non giuste. L'artista è narcisista, dunque rischi di trovare qualcuno che ti faccia sentire di dover fare un mare di fatica per ottenere le sue attenzioni o per farlo scendere dal piedistallo. Cioè, in questo momento non ci sono, e neanche nel prossimo periodo, i presupposti, da quello che vedo, per qualcosa che poi possa diventare qualcosa di più. Al presente, se c'è qualche incontro, nessuno ti convince più di tanto, ti ricontatta questo ex, stagli lontano, okay, e poi nell'esito si vede che comunque c'è ancora, se arriva qualche persona e comunque qualche persona un po', sai, da non farci troppo affidamento, capito, perché potrebbe, farti, sprofondare in quella cosa dove devi sbracciarti per essere considerata, oppure come minimo ha altre, ti dà l'idea di avere altre persone, potrebbe portare, noi la chiamiamo la sindrome dell'eletta, no, cioè quella spasmodica necessità di sconfiggere le eventuali rivali e per poi avere chi? Una persona che magari non vale poi tutto lo sforzo e la fatica. Okay, dunque non vedo granché per ora, però magari in futuro si muove poi ancora qualcos'altro. Per ora son le prossime cose che succederanno, okay?
Bene, io direi così di liberare il marietto. Vi ringrazio tantissimo per aver trascorso la serata in mia compagnia. Vi ricordo che torno mercoledì alle 21:15 e poi di nuovo venerdì alle 21:15 e comunque se volete un consulto professionale, contattatemi al numero che vedete in sovraimpressione. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.